Sicuramente la prossima settimana, molto probabilmente verso gli ultimi giorni, forse venerdì. Tra meno di una settimana dunque Andrea Vescovo, il 38enne ritenuto il complice di Riccardo Salvagno nell'omicidio di Sergiu Tarna, sarà sentito per la seconda volta. Nel primo interrogatorio si era avvalso della facoltà di non rispondere. Quello che emergerà ora potrebbe chiarire molti dei dubbi che ancora sono senza risposta. La volontà del vescovo e anche la sua lucidità consente sicuramente di dare un contributo fattivo, un contributo importante. Vedremo se nel prosieguo anche l'altro indagato, Salvagno, sarà in grado di ricostruire compiutamente quei concitati momenti. Vescovo sicuramente lo farà perché lui è sia adesso che nel momento in cui si è verificato l'episodio probabilmente molto più presente rispetto a quello che dice essere stato Salvagno, quindi sicuramente ci sarà un contributo importante. Noi ci aspettiamo, così come gli inquirenti, di avere la definizione di tutto quanto è successo quel giorno con la ricostruzione dei due indagati. Adesso che tutti gli elementi, molti degli elementi sono diciamo sul campo, sarà più facile andare a individuare tutti quelli che sono le circostanze di quel giorno, di quella sera e in particolar modo del momento in cui è partito quello sparo che ha ucciso il povero Sergio. Intanto il vigile quarantenne avrebbe dichiarato di aver lasciato la pistola in un cassonetto in Spagna, dove si era diretto subito dopo l'omicidio del barman 25enne. L'avrebbe lasciata una volta abbandonata l'auto, che dovrebbe rientrare in Italia entro una decina di giorni per salire poi sull'aereo. Versione su cui Crea nutre alcuni dubbi. Qualche perplessità posso anche ritenere che vi sia, tenuto conto che non so quanto ragionevolmente una persona porti una pistola in giro per l'Europa e la lasci in un paese straniero. Vero è che può essere che la concitazione di quei momenti abbia, tra virgolette, consigliato il Salvagno in questo senso. Non sono in grado di affermarne la veridicità o meno, qualche perplessità a me rimane. La speranza della procura però è quella di trovare l'arma nascosta sotto i sedili.